Catalogna e Sardegna, un dialogo possibile nell'ottica di un moderno indipendentismo tra libertà e autodeterminazione a Cagliari. Un momento di riflessione e confronto organizzato dall'ANS, l'Assemblea Nazionale Sarda. Il clamoroso arresto a settembre dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont all'aeroporto di Alghero e la successiva udienza alla Corte d'Appello di Sassari hanno riacceso l'attenzione sulla questione dell'autodeterminazione e del diritto dei popoli all'autogoverno. Una vicenda che va al di là delle pagine di cronaca, soprattutto per i rapporti fra i movimenti e le associazioni catalane e sarde che si sono ulteriormente rafforzati proprio in quell'occasione, tanto da ricercare un momento di confronto sul percorso della libertà e dell'autodeterminazione che si è concretizzato a Cagliari nell'evento pubblico organizzato al Lazzaretto dall'Assemblea Nazionale Sarda, primo passo per una collaborazione continuativa tra i due popoli. I tempi sono maturi per stringere ancora di più questa alleanza con la Catalogna, un patto che lega quindi queste due realtà. Sì, abbiamo firmato un patto di collaborazione e di solidarietà, quindi da questo momento in poi ci impegniamo concretamente a mantenerci in contatto, appunto darci solidarietà anche a livello internazionale nelle istituzioni, laddove sarà necessario portare avanti le nostre istanze di popoli che vogliono autodeterminarsi, di nazioni senza Stato che vogliono trovare finalmente la loro strada. A testimoniare il legame la presenza della Presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, Elisenda Palousie, un'occasione utile anche per ripercorrere il cammino catalano verso l'indipendenza, dalle mobilitazioni di massa ai rapporti con lo Stato spagnolo, dalla brutale repressione al referendum del 2017, passando per l'esilio e l'arresto di diversi esponenti indipendentisti. Loro sono indubbiamente più avanti nel percorso, hanno iniziato da diverso tempo, hanno una coscienza nazionale fortissima, un'identità fortissima. Noi abbiamo tante domande da fargli, abbiamo delle buone pratiche da scambiarci. Quello che vogliamo fare è rapportarci con loro per poter poi coinvolgere tutti i sardi in quello che deve essere il nostro percorso di autodeterminazione e di emancipazione.